Pelé amava Venezia e l'Italia, ecco perché la scomparsa di Orei all'età di 82 anni ha suscitato anche in Laguna, come in tutto il mondo, una forte onda di emozioni, ma c'è una data di un incontro memorabile, il 20 giugno del 1967, quando a Riccione il Santos, con Pelé in campo, sfidò il Venezia in una partita amichevole per beneficenza. Tra i neroverdi in campo c'era anche Bruno Rigo, classe 1947, residente al Lido di Venezia, che oggi siamo andati a trovare e racconta. Tutto il gruppo, sia il Venezia che ha voluto che il Venezia e il Santos facessero un po' di gruppo sullo spogliatoio, abbiamo fatto solamente su una stanza. C'era solo un posto, era un posto vicino a Pelé, e Pelé ha visto che io guardavo dove potevo mettermi e lui mi ha detto: Bruno, vieni qua che stai vicino a me, non preoccuparti, stai tranquillo. Di quella partita, finita 1-0 per il Santos, rimangono alcune preziosissime foto. Vediamo Pelé con lo stesso Rigo e poi con Ferruccio Mazzola. Il biglietto d'ingresso per il pubblico costava 2000 lire. La partita inizialmente doveva disputarsi a New York, ma poi fu proprio Pelé a chiedere che fosse giocata in Italia. Quando siamo cambiati ho visto le gambe di Pelé e ho detto: Madonna, che gambe hai Pelé, così potenti, così forti? E lui mi ha risposto: Bruno, cosa vuoi? Io sono una Ferrari, non posso avere il motore di una 500. Posso dire che perdere Pelé, la morte di Pelé è stata una perdita mondiale, sia da parte dello sport e anche come persona della sua vita, che era veramente una brava persona.